Un buongiorno a tutti voi telespettatori, ben ritrovati al nostro consueto appuntamento quotidiano con l'informazione di Focus TG, edizione questa particolare, edizione speciale, perché tra pochi secondi ci collegheremo in diretta con Palazzo Balbi a Venezia, dove il governatore Luca Zaia e il ministro per gli affari regionali Roberto Calderoli hanno appena iniziato una conferenza stampa tema l'autonomia, quindi un tema particolarmente sentito, particolarmente importante anche dopo le recenti dichiarazioni del ministro, quindi l'apertura per quello che è un percorso che dovrà trovare compimento e realizzazione. Tante le notizie di cronaca, ma insomma per tutto questo c'è tempo. Adesso colleghiamoci direttamente con Palazzo Balbi in diretta e ascoltiamo le parole del governatore Luca Zaia e del ministro Calderoli. Io proposi la famosa preintesa perché dissi ma cerchiamo quantomeno di firmare qualcosa prima che se ne vadano a casa. Si fermò questa preintesa, che è la risposta ai tanti quesiti, a volte, lasciatemelo dire, anche inutili, che vengono fatti perennemente dicendo ma se avessero chiesto più quesiti, affermazioni, meno materie avrebbero l'autonomia. Se avessero letto le carte non farebbero neanche queste dichiarazioni, perché la preintesa prevedeva già un plafond di 3 o 5 materie, se non ricordo male, e poi nel proseguio avere le altre, quindi evitate di farmi perdere tempo con queste dichiarazioni. Dopodiché siamo passati al Conte 1. Lì abbiamo perso un sacco di tempo, che siamo stati letteralmente presi in giro, perché abbiamo visto lo stesso Presidente del Consiglio che in una fase dichiarava che a febbraio faremo l'autonomia, lo dichiarava a dicembre, 2 mesi prima. Arrivato a febbraio ci siamo ritrovati con dichiarazioni nelle quali stavo parlando del 2018, febbraio 2018, febbraio 2019, le dichiarazioni che dicevano dovremmo rivedere tutto perché bisogna vedere bene i conti, eccetera. Conte 2 non ne parliamo, governo Draghi idem, perché poi io guardo i fatti, di fatti non ne abbiamo. Ringrazio il ministro Calderoli, non perché c'è un rapporto di stima e di amicizia, ma perché oggettivamente come istituzione io mi trovo davanti a un governo che dopo 30 quanti giorni? 43 giorni, e sono sempre pochissimi, è l'unico governo che mi fa trovare un ministro dell'autonomia che già ha in mano una bozza di legge di attuazione, ma soprattutto trovo in una manovra l'articolo 144 che finalmente mette ordine nel disordine. Sarà un segnale anche primordiale, ma c'è, che è quello dei LEP, i livelli essenziali delle prestazioni, perché l'articolo 144 stabilisce che si debbono fare entro 12 mesi, altrimenti interviene il commissario, c'è una cabina di regia, eccetera. Allora, noi, Ministro, non siamo per le sperequazioni, siamo convinti di essere legati a doppio filo con gli altri colleghi delle altre regioni, non siamo quelli della secessione dei ricchi, abbiamo ben chiaro che il Paese cresce se cresce tutto assieme, sprofonda se sprofonda tutto assieme. Siamo in questa fase però adesso, nello sprofondamento tutti assieme. L'autonomia è una visione di modernità, l'autonomia a qualcuno dà l'orticaria questa parola, se gli dici federalismo addirittura qualcuno, anche addetti ai lavori, questo è preoccupante, mi dice beh allora sì, è la stessa roba. Cioè il processo federalista, noi lo chiamiamo autonomia in questa fase, ma è l'autonomia data dalla devoluzione di competenze. Non vogliamo togliere niente a nessuno, è imbarazzante a volte sentir dire, soprattutto anche da colleghi, che togliamo qualcosa a qualcuno. Noi chiediamo semplicemente che la competenza, una di quelle 23 materie che ci dai, ci venga trasferita con le risorse che tu, Stato, dedichi alla mia regione. Quindi non togliamo niente a nessuno. Se poi l'obiettivo di qualcuno è l'equa divisione del malessere, non ci stiamo. Se l'obiettivo è l'equa divisione del malessere, non ci stiamo. Perché noi non ci facciamo trascinare giù da chi è convinto che mal comune sia mezzo gaudio. Noi invece pensiamo che l'autonomia sia la vera assunzione di responsabilità, sia un nuovo corso per questo Paese, e io penso che anche il governo Meloni abbia una pagina intonsa di storia che può scrivere, perché la vera riforma, la riforma delle riforme, dopo quella del 1° gennaio del 1948, cioè la legge costituzionale, la Costituzione repubblicana, sia assolutamente quella della riforma federalista di questo Paese. Ne ho parlato con il Presidente del Consiglio, con la quale mi lega un ottimo rapporto,
conferma la volontà, peraltro scritta anche sui programmi di questo governo. Spero che in egual misura il Parlamento e i colleghi anche a livello nazionale, anche di diverso colore politico, che non condividono questa nostra sfida e progetto nazionale di governo, abbiano quantomeno, diciamo, la lucidità e anche, diciamo, la disponibilità a ragionare su qualcosa che fa bene a tutti. Tutto qua. Io, Ministro, veramente ringrazio di cuore per la tempestività, non solo di questa visita, dell'operatività dimostrata. Abbiamo già fatto molte riunioni con il Ministro, alcune le avete viste, diciamo, pubbliche, altre sono confronti quotidiani. Diciamo, se non ce la facciamo stavolta con questo Ministro non ce la facciamo più, perché il Ministro Calderoli è il Ministro della devoluzione, è il Ministro della sburocratizzazione, è il Ministro che è un addetto ai lavori, se speciale, pur essendo lui medico, sei maxillofacciale te, no? Ma chirurgo maxillofacciale, ha detto adesso rifaccio la fisionomia al paese, non più alle persone. E quindi sono tutti i presupposti, perché poi è un lavoro di organizzazione e di visione. Ed c'è da capire se questo paese ha visione ancora rispetto al futuro e quindi la modernità, o seppure si pensa che sto andazzo da Gattopardo ci possa portare da qualche parte. Nel Tommaso di Lampedusa il Gattopardo alla fine fa brutta fine, perché là imbalsamato si disgrega, come la storia di quella famiglia. Grazie. Prego. Buongiorno a tutti, grazie al Presidente Zaia, grazie a voi di essere presente. A seconda che si consideri il giorno del giuramento, il 20 di ottobre, oppure il 22, il giorno dell'insediamento che ha visto il primo governo Meloni, che è coinciso proprio col 22 d'ottobre, quindi era il compleanno del vostro referendum. Io da quel momento ho iniziato ad avere interlocuzioni con tutti i soggetti istituzionali. Ho visto dal sindaco di Pantelleria a quello di Lampedusa, agli sindaci delle aree marginali, a quelle della montagna, consiglieri provinciali, presidenti di provincia, consiglieri regionali, governatori, presidenti di regioni, proprio perché dal confronto e dalla conoscenza dei problemi che ciascun livello istituzionale ha si possono trovare delle soluzioni. Ho voluto essere qui quest'oggi come prima delle visite nelle varie regioni, proprio in Veneto, su invito del Presidente Zaia, ma perché per me simbolicamente è estremamente importante. Per me Veneto vuol dire autonomia. Io, come sapete tutti, sono stato anche segretario della Lega Lombardo, sempre guardato con invidia la Lega Veneta che era nata prima di noi, e soprattutto sempre invidiato, anche se come bergamasco sono lombardo-veneto anch'io di origini, il fatto che voi avete un senso identitario di popolo che in Lombardia, per esempio, noi non abbiamo. Se voi parlate in Veneto, tranne pochissime aree, vi capite fra di voi. Se io col bergamasco vado a Milano, pensano che sia arrivato un tedesco, e quindi questo legame di lingua noi purtroppo non l'abbiamo, e quindi mi è sembrato giusto partire da questa regione. So già che nasceranno delle polemiche da parte di altri, io sono pronto ad andare dall'amico De Luca, in Calabria, in Puglia, da qualunque altro, in qualunque posto mi invitino, io sono pronto ad andare a portare le mie idee e a fare un confronto che ci ha visto telefonicamente praticamente collegati almeno un paio di volte al giorno con Luca, così come con gli altri governatori, una convivenza quasi perpetua in questo periodo in conferenza delle regioni, e mi consente di dire con dispiacere, avrei voluto dire passo più tempo coi governatori, coi sindaci, i presidenti della provincia che con la mia famiglia. Su 43 giorni ho fatto i conti che ho visto la mia famiglia 12 ore, quindi è un'occasione per chiedere scusa anche alla mia famiglia, ma o si fa viaggiare il motore a pieno regime oppure l'autonomia, mi spiace, ma non può arrivare. Oggi ho portato in dote, dovevo correggere il Presidente Zaia, ci hanno retrocessi di un articolo, è diventato il 143. Adesso, un articolo della legge di stabilità che per me non è il portare a casa l'autonomia, ma creare per la prima volta in una legge che ragionevolmente dovrebbe diventare legge entro la fine dell'anno e quindi operativa dal 1° gennaio 2023, il presupposto per poter creare l'autonomia.
ci chiedono, perché la Costituzione lo dice alla lettera M, che lo Stato deve definire i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale. Io ho sempre avuto anche il dubbio che qualcuno, nella mancata definizione di questi livelli, oppure strumentalmente venissero usati per non fare un passo in avanti su quel cammino di autonomia. Oggi sono convinto che la definizione di quei livelli di prestazioni sia necessario, perché nel momento in cui io do una competenza, una materia a una regione, non stiamo parlando solo del Veneto, ma potenzialmente di tutte le regioni d'Italia, è giusto garantire che quei livelli essenziali debbano essere garantiti anche in quella regione. E se ancora nessuno li ha definiti, è evidente che io posso spostare la materia, ma non ho la certezza che ai cittadini di quella regione poi vengano mantenuti quei diritti civili e sociali. Per la prima volta, e devo dire, visto che la Costituzione è del 2001, sono passati 21 e stiamo andando verso i 22 anni, noi facciamo la scommessa di andare a definire i livelli essenziali delle prestazioni, i costi e i fabbisogni standard per andare avanti. Condizione che mi è stata richiesta, sì, la condizione di avere una legge di attuazione, quindi che definisce tutto il percorso prima del passaggio parlamentare, il momento della preintesa, il parere sulla preintesa, come l'intesa debba essere poi votata, affiancata da una commissione paritetica per gli aspetti anche finanziari, perché non c'è solo un trasferimento di materie, ovviamente i beni economici, strumentali, umani devono seguire il trasferimento di quelle competenze. Quindi ho cercato di usare tutte le cautele del caso perché nessuno potesse sollevare una eccezione, e quel progetto di legge avrà un cammino parallelo a quella cabina di regia che definirà i LEP. I LEP devono essere definiti nell'arco di un anno. Io penso che ragionevolmente la legge d'attuazione possa essere approvata entro la fine del 2023 e quindi al gennaio 2024 potremo dire si fanno i trasferimenti e vengono sottoposte al voto del Parlamento le intese. C'è un anno da aspettare, sì, ma è un anno in cui si sta lavorando per creare i presupposti per poterlo fare. Chiederanno ulteriori interventi? Sicuramente sì, mi vengono a chiedere che venga effettuato un intervento perequativo rispetto agli squilibri che ci sono all'interno del Paese. Con il collega Fitto abbiamo affrontato anche questo argomento, abbiamo verificato che c'è stato un mancato utilizzo da parte di certe zone del Paese dei fondi di coesione e sviluppo dal 2014 al 2020, che per forse più del 50% non sono stati utilizzati, e quindi il creare un fondo con riutilizzo di quelle risorse e insieme a quelli della nuova programmazione fare degli interventi di perequazione, ma non più come erano stati inquadrati un tempo, dove le risorse non venivano utilizzate o venivano trasformate poi in spesa corrente, che avrebbe poi rischiato di promuovere politiche clientelari e di voto. Questa volta quei fondi verranno utilizzati per la realizzazione delle opere, dopodiché nessuno potrà avere alcunché più da dire. Mi richiamo e chiudo a quello che ha detto Luca rispetto alle varie velocità in cui si va in questo Paese. Io non credo che si possa dire che l'Italia è divisa in due. Rispetto alle velocità tenute delle varie regioni, l'Italia è divisa in 4 o 5. E questa legge, l'autonomia, è il tentativo di far accelerare quelli che vanno più lenti e cercare di fare andare ancora più forti quelli che già lo fanno quest'oggi. Quello che non potrò mai accettare, e veramente l'ho detto anche nei giorni scorsi, cambio mestiere, è di pensare che per riallineare il Paese qualcuno possa pretendere di rallentare chi va più forte quest'oggi. O decidono di accelerare oppure qualcuno accelererà, ma si creeranno ancora più squilibri all'interno del Paese.
Fino ad oggi nessuno può dire che è colpa dell'autonomia questa divisione, queste varie velocità, perché il Paese è sempre stato centralista. Se è quello il risultato del centralismo, proviamolo attraverso l'autonomia o meglio il federalismo. Grazie. Se ci sono domande per il Ministro, prego. Se vi presentate, per favore. Buongiorno, Filippo Rosato dei quotidiani Cevi. Buongiorno signor Ministro, Presidente. Allora, la sensazione è che nell'affidare in questo incarico ministeriale la Lega si sia giocata al Ciolli. Non a caso il Presidente Zaia diceva: se non ce la fa il Ministro Calderoli non ce la facciamo più. La domanda è questa: in relazione alle materie, al numero delle materie, secondo lei quale sarebbe la procedura più realistica, la procedura più efficace di procedere? Su questo mi pare ci sono forse delle distinzioni anche tra i presidenti di regione favorevoli alla riforma autonomista. L'altra domanda, se mi è permesso, del Presidente Zaia. Mi ha colpito, non so se lei ha avuto la stessa sensazione, mi ha colpito un po' il cambio di atteggiamento del presidente emiliano Bonaccini, che adesso è in corsa per la segreteria nazionale del PD. Le dico questo perché in passato, soprattutto quando era presidente della conferenza delle regioni, mi sembrava ci fosse una certa sintonia pragmatica tra voi. Lei l'ha anche invitato qui in una circostanza. Adesso lui dice: sgombriamo il terreno della riforma autonomista dalla questione della scuola, sgombriamo il terreno dalla questione del gettito tributario, altrimenti non si va da nessuna parte, rimpiango la bozza d'intesa di Boccia. Ecco, vorrei una sua valutazione, grazie. Posso rubare un pezzo della risposta Anche 3/4. Perché proprio vedendo le dichiarazioni del neocandidato a segretario del PD Bonaccini ho avuto il dubbio di aver avuto un ictus o qualcosa, un inizio di Alzheimer, e allora sono andato a vedermi le foto del 2018 quando c'era con Bressa non solo Zaia ma anche il presidente Bonaccini, che sottoscriveva una preintesa, e che preintesa aveva lo stesso numero e qualità, mi sembra, di materie, però non ero presente. Il perché ci sia un cambiamento di atteggiamento la risposta se l'è dato da solo quando ha detto è il candidato segretario del PD. Però devo confermarle invece che c'è il presidente Gianni, che è del PD, non corre come segretario, che ha un entusiasmo rispetto, e qui mi ricollego alla sua domanda, su due specifiche materie, e lei mi chiede quale sia il numero, la qualità di queste materie. Quando uno parla di autonomia differenziata è proprio per sottolineare la diversità e la esigenza diversa da regione e regione. Io ho messo nella mia legge che con uno o più intese che possono contenere una o più materie vengono proposte per il parere prima e per il voto poi all'esame del Parlamento. Le dico una mia idea, ma questo spetterà poi come richiesta alle singole regioni. Io preferirei considerare la proposta per singola materia, in modo che il Parlamento voti quella singola materia e l'intesa per il trasferimento della stessa, perché mettendone di più di una all'interno della stessa intesa potrebbe esserci un voto contrario del Parlamento per una materia che so su 5, mentre invece sulle altre 4 sarebbero d'accordo. Quindi per una più corretta espressione del Parlamento io prevederei quello, oppure un insieme di materie che abbiano una loro caratteristica di omogeneità, però sarà le regioni che mi faranno la richiesta e il Parlamento poi esprimersi. Spiegato vuol dire che non è vietato chiedere 23 intese e chiedere che vengano approvate tutte lo stesso giorno. Loro sai cosa scrivono domani? Un'intesa, una materia, fine.
No, a parte questa battuta, per il resto io continuo a avere stima per Stefano Bonaccini, figuratevi. Mi rendo anche conto che adesso è in una fase, diciamo, di campagna politica all'interno del suo partito e mi fermo qui. Cioè con lui abbiamo fatto un percorso che è assolutamente rispettoso della legge e della Costituzione. I temi della perequazione, i temi della sussidiarietà, della solidarietà a livello nazionale ce li abbiamo tutti nelle nostre corde. Cioè, non è un'operazione da banda Bassotti sta qui, cioè, stiamo parlando di Costituzione, stiamo parlando di sentenze della Corte Costituzionale, stiamo parlando di un percorso che è assolutamente legale, cioè noi dobbiamo dire in maniera ossessiva ai cittadini che stiamo parlando di un progetto non nato nel sottoscala di un partito, ma è nella Carta Costituzionale di questo Paese, perché si è tentato molte volte di far passare l'idea che è una roba così ce lo sanno in pochi, poi ci sarà la sorpresa. Ecco, vuol dire prendere in giro i cittadini. Altro? Andrea Rossini, Regione Veneto, per il Ministro Calderoli. I livelli essenziali di prestazione andranno definiti sulla base di standard qualitativi oppure sulla base di criteri oggettivi come la spesa storica? Qual è l'idea del Ministro? No, non bisogna mischiare le mele con le pere. Cioè i livelli essenziali delle prestazioni non c'entrano con i costi e i fabbisogni standard che hanno una standardizzazione per definizione. Da una parte ci sono i livelli e poi c'è il calcolo del costo e del fabbisogno standard, ma quando si iniziano a mischiare i contenuti con le risorse è qualcosa che non funziona. Oggi noi abbiamo una base di partenza che è la spesa storica. Io mi auguro che entro l'anno si definiscono i costi e i fabbisogni standard, a una condizione però, l'ho già detto anche ai colleghi di Luca, guardate che poi quando si definiscono i costi e i fabbisogni standard poi li si applica sia che convenga e non che non convenga. Esatto. Perché purtroppo tutti manifestano una contrarietà rispetto all'utilizzo della spesa storica, poi sui pochi esempi di costi e fabbisogni standard quando li si ricava, ah no, ma non mi conviene. No, me li hai chiesti tu. Allora, o si usa la spesa storica, cosa che alcune regioni hanno detto transitoriamente potrebbe essere utilizzato come criterio di partenza, perché se io prendo una funzione e lo Stato spendeva 100 per fare quella funzione, 100 prende la regione. Poi toccherà alla regione dimostrare che meglio utilizza quei 100 euro e quindi se ne spende 90 ne avrà 10 e decider lei che cosa farne, o ulteriori servizi o riduzione della pressione fiscale. Ma io credo che oltre quei 100 che è la spesa storica che trasferisco, il fatto di avere la competenza esclusiva su quella materia dia a quella regione delle potenzialità per cui quei 100 possono arrivare a 200 senza che gli vengano trasferiti dallo Stato, ma perché spingo un'attività che fino ad oggi invece era stata bloccata. Però partiamo dal dato di base, tentiamo di calcolare i costi e i fabbisogni standard, se non ce la faccio nell'arco di un anno ma ho definito i livelli essenziali che sono la garanzia che i diritti civili e sociali siano garantiti su quel territorio nazionale e quindi anche in quella regione, e poi dopo partiamo. Buongiorno, Alda Manzani, Gazzettino. Ministro, prima una specificazione. Quando lei dice preferirei considerare la proposta per singole materie, significa che il Veneto, se mantenesse la richiesta di 23, firmerebbe 23 intese? Io credo che il Veneto avrà l'autonomia di chiederne una da 23 o 23 da singola materia, e come ha specificato il Presidente Zaia, lo stesso giorno può presentare la proposta, 23 proposte di 23 materie. Invece poi volevo chiederle, visto che si è differenziato il percorso, lo diceva lei prima, quindi abbiamo questo articolo del passato al 143 della legge di stabilità, la sua proposta di legge di attuazione e un percorso che lei vorrebbe fosse parallelo, può spiegare per chi poi ci leggerà, per chi seguirà, quale sarà esattamente l'iter? Cioè approvazione legge di stabilità, cabina di regia, cosa succede se la cabina di regia non fa niente, chi ne farà parte, eccetera. Se può farci una sintesi del percorso da qui a gennaio 2024. Volentieri, io lo faccio sia rispetto alla legge di attuazione sia rispetto all'articolo 143.
Allora, la legge, io ho predisposto una bozza di lavoro che ricalcava sostanzialmente, non dico in maniera identica ma quasi, la proposta della Gelmini, che non era stata mai formalizzata, ma nessuno disse che voleva spaccare il Paese. La stessa cosa quando la propongo io come bozza di lavoro, oddio, Calderoli vuole dividere il Paese. Quella provocazione nel mettere sul tavolo un testo ha consentito di aprire un dibattito. Qui hanno partecipato tutti i governatori e i vari funzionari che si sono dedicati a questa materia. Io sto praticamente riscrivendo completamente la legge dall'inizio, si interseca perfettamente con quello che è l'articolo 143. Io avevo detto che con mio cronoprogramma avrei portato prima di Natale in Consiglio dei Ministri la proposta di legge di attuazione e che ragionevolmente nell'arco di 10 mesi la stessa potesse essere approvata da parte del Parlamento. Legge d'attuazione. Articolo 143 istituisce una cabina di regia presieduta dal Presidente del Consiglio, ovvero da me come Ministro delegato, dal Ministro dell'Economia, dal Ministro Fitto che ci cura gli aspetti della coesione, della perequazione, il Ministro delle riforme Casellati e tutti i vari ministri competenti per materia e il MEF ovviamente, senza del quale non potremmo andare da nessuna parte. Noi abbiamo diviso la nostra funzione di cabina di regia in 2 semestri, il primo un semestre ricognitivo dove verranno individuate tutte quelle che sono le funzioni legislative e amministrative dello Stato e le funzioni legislative e amministrative delle regioni, perché a tutt'oggi credo nessuno sappia di preciso che cosa fa lo Stato, che cosa fa le regioni e nel campo delle materie concorrenti quali siano i principi fondamentali che le leggi regionali dovrebbero rispettare e se gli stessi esistono o meno. Individuato chi fa che cosa, si prendono le varie materie che possono essere oggetto di trasferimento e si valuta quali, se sì, se poche o tutte, abbiano un riferimento con dei diritti civili e sociali e alla luce di quello si fa un primo elenco dei livelli essenziali delle prestazioni. Questo supportati oltre che dalla parte politica e tecnica amministrativa anche dalla conferenza tecnica per i fabbisogni standard, che è una struttura già articolata dai tempi del federalismo fiscale, dall'Istat, dal Cinsedo che è l'organo tecnico della conferenza delle regioni e SOSE che è un'altra società che ci serve per l'elaborazione dei dati. Col loro supporto dalla definizione dei livelli essenziali di prestazione discenderanno i costi e i fabbisogni standard. Alla fine di questi 12 mesi dovrebbero esserci uno o più decreti DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri che definiranno i LEP, i costi e i fabbisogni standard. Abbiamo messo come norma di chiusura che se entro 12 mesi la cabina non realizzasse questo obiettivo venga nominato un commissario che procede al completamento del lavoro. Questo lo deciderà quando verrà nominato il commissario, perché se la cabina di regia avrà fatto 2/3 del percorso i tempi saranno di un certo tipo, se la cabina di regia non ha fatto alcunché allora il tempo sarà diverso, però credo che sia giusto nell'atto di nomina definire anche la durata dell'incarico e le dico già perché me lo chiede dopo, senza oneri a carico dello Stato, quindi non prenderà nulla. Approfitto per un'altra domanda, Ministro. Una delle obiezioni che vengono formulate è il fatto che poi l'intesa non sarebbe sottoposta all'esame del Parlamento. Le regioni chiedono l'autonomia, dicono ma se è un'intesa da levare. La pubblicità
ci impone un piccolo break. Abbiamo comunque seguito oltre insomma, mezz'ora la parte più importante, la parte più corposa della conferenza stampa del Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli. Tanti i temi toccati, li approfondiremo, ma chiaramente manterremo sempre aperta una finestra con Palazzo Balbi qualora insomma, le domande e gli interventi dovessero continuare. Come vi dicevo, noi adesso ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità, ma sono tante le notizie di cronaca di cui vi dobbiamo dar conto. Poi abbiamo i nostri collegamenti con i nostri giornalisti per tutto quello che sta succedendo e che è successo nel nostro territorio, in Veneto. Tutto questo dopo la pubblicità, restate con noi. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, mentre vi ricordo che manterremo aperta una finestra costante su Palazzo Balbi, dove è in corso la parte finale della conferenza a cui hanno partecipato il governatore Luca Zaia e il ministro degli affari regionali Roberto Calderoli. Si è parlato di autonomia, si è parlato di tempi, scalette, programmi, progettualità. Di tutto questo vi daremo conto, perché riassumeremo un po' quello che è stato detto nel corso chiaramente di tutte le nostre edizioni dedicate all'informazione. A proposito di informazione, però, adesso continuiamo, o meglio apriamo la pagina di cronaca. Purtroppo si tratta di cronaca nera, perché ieri vi abbiamo segnalato la tragedia sulla strada dell'Alpo con la morte del sedicenne Filippo Battocchio. Oggi insomma, dobbiamo constatare, dare la drammatica notizia anche della morte del papà Diego, che è venuto a mancare nel corso di questa notte. Nel Veronese poi un altro incidente poche ore fa in A4 è costato la vita a un trentenne della provincia di Bergamo. Troppo gravi e profonde le lesioni subite. Diego Battocchio, 40 anni, espirato dopo alcune ore di agonia nella notte al polo confortini dell'ospedale di Borgo Trento a Verona. Nello scontro tra il suo furgone Ducato e un camion sulla strada dell'Alpo era morto nel tardo pomeriggio di ieri il figlio sedicenne Filippo, che viaggiava accanto a lui in prognosi riservata, ma sarebbe fuori pericolo, l'altro figlioletto di appena 7 anni. Battocchio era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico subito dopo l'ingresso d'urgenza in ospedale. Nonostante gli sforzi, i medici non sono riusciti a salvarlo. Sulle dinamiche del frontale sta indagando il nucleo infortunistica della polizia locale, che ha chiuso per ora il tratto anche per permettere le operazioni delicatissime di vigili del fuoco e sanitari del SUEM 118. Una scia di sangue che nel Veronese non si è arrestata. Nella notte in A4 tra gli svincoli di Verona Sud e Somma Campagna un altro incidente è costato la vita a un giovane uomo, un trentenne della provincia di Bergamo, rimasto vittima di uno scontro fra mezzi pesanti. Da una prima ricostruzione, infatti, ci sarebbe stato un tamponamento iniziale tra due tir che viaggiavano verso Milano. Uno dei due, che si stava rimettendo sulla prima corsia dopo la sosta, non si è accorto di un altro mezzo pesante che stava arrivando. Quest'ultimo, nel tentativo di evitare l'impatto, ha sterzato bruscamente, finendo di traverso e occupando quindi anche le altre corsie proprio nel momento in cui sopraggiungeva la BMW del trentenne. Un tragico effetto domino dall'esito letale, l'ennesimo sulle strade del Veneto. L'ennesimo appunto sulle strade del Veneto, che sembrano sempre più diventare teatro di drammatici incidenti che costano la vita, incidenti spettacolari anche come vengono definiti, quando comunque non ci sono vittime, ma l'impatto, diciamo la collisione coinvolge più mezzi. Ad esempio nel prossimo servizio continuiamo a parlare di incidenti proprio sulle strade della nostra regione. Traffico paralizzato questa mattina lungo la strada regionale 308 per uno spaventoso incidente tra Borgoricco e Campodarsego.
Schianto violentissimo questa mattina alle 5:30. Un camion e un'auto che stavano percorrendo la strada regionale 308 si sono scontrati lungo il tratto tra Borgorico e Campodarsego. Nell'impatto i due conducenti dei mezzi, finiti fuori strada, sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Cittadella per i rilievi e regolare il traffico, mentre i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto dall'auto il conducente. Incastrato nella cabina di guida anche l'autista del mezzo pesante che trasportava cemento. Il camion, dopo l'urto, è finito sotto il piano stradale contro un albero. I due conducenti, feriti ma non in modo grave, sono stati trasferiti in ospedale. Lunghe code si sono formate in direzione Alta Padovana a causa dell'incidente. I carabinieri hanno deviato il traffico fino a quando la viabilità non è tornata regolare. Montebello Vicentino ancora teatro di un incidente a pochi chilometri dal luogo dove ha perso la vita, dove è morto il campione di ciclismo Davide Rebellin. Ebbene, dicevamo, un altro incidente, ferita una bimba e la nonna. Montebello Vicentino ancora teatro di un incidente. A pochi chilometri da dove è morto il campione di ciclismo Davide Rebellin, un'auto si scontra con due camion e si ribalta sulla strada. Sono le 3 del pomeriggio in via Lungochiampo e ai vigili del fuoco che intervengono sul posto si presenta questa scena. Una Fiat Panda rovesciata, una ruota staccata, il cofano aperto, una scia di frammenti seminati sull'asfalto. I pompieri arrivati da Arzignano estraggono dall'utilitaria distrutta una bambina e la sua nonna che guidava, entrambe ferite che vengono prese in cura dal personale sanitario del SUEM e portate in ospedale. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'auto, dopo essersi scontrata con un tir, si sia girata di 180 gradi toccando un altro camion. La polizia locale, che ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi, dovrà ricostruire con certezza l'esatta dinamica dell'incidente. È davvero impressionante la sequela di incidenti che si stanno verificando in queste ultime ore, in questo periodo sulle nostre strade. Adesso ci spostiamo a Longare, dove appunto si è verificato un altro episodio di questo tipo. Una ragazzina di 15 anni è stata investita da un'auto mentre andava a scuola. Questione di attimi, momenti insignificanti eppure determinanti. Sono le 7 di una mattina come tante quando in via Roma a Longare una ragazzina di 15 anni che sta andando a scuola a piedi viene investita da un SUV. La ragazzina nell'urto avrebbe fatto un volo di diversi metri per poi ricadere violentemente sull'asfalto. Alcuni testimoni lanciano l'allarme, sul posto si precipitano i medici e gli infermieri del SUEM 118. La situazione appare subito grave. La giovane viene intubata e portata all'ospedale San Bortolo di Vicenza, dove viene ricoverata in terapia intensiva pediatrica con prognosi riservata. I carabinieri di Torri di Quartesolo e la polizia locale di Longare dovranno ricostruire la dinamica dell'incidente e risalire a eventuali responsabilità. Nel pomeriggio le condizioni della ragazzina sarebbero stabili, senza segni di emorragia cerebrale. Adesso ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario, ma rientriamo tra pochissimo con tante altre notizie di cronaca, con i nostri approfondimenti, con i nostri collegamenti e vi ricordo sempre con una finestra aperta su Palazzo Balbi per tutto quello che riguarda il tema autonomia. Se ne è parlato ampiamente e lo abbiamo seguito in diretta con il Ministro degli Affari Regionali Roberto Calderoli. Tutto questo fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, sono le 12:45, saremo in vostra compagnia come sempre fino alle 13:30. Ebbene, nel blocco di servizi, prima di concederci una piccola pausa pubblicitaria, tante notizie, tanti servizi dedicati a la cronaca nera e cronaca che riguarda gli incidenti sulle strade del Veneto. E abbiamo tutti ancora negli occhi, nei cuori, il dolore per le strazianti immagini, per la notizia della scomparsa di Davide Rebellin proprio sulle strade del Veneto a causa di un incidente. Bene, l'ultimo
addio al campione. Parliamo di questo con i funerali di Davide Rebellin che si svolgeranno mercoledì al Duomo di Lonigo. L'ultimo addio al campione, allo sportivo che con le sue prodezze ha conquistato i cuori e inorgoglito i concittadini. I funerali di Davide Rebellin, l'ex ciclista, morto mercoledì a 51 anni a seguito di un incidente a Montebello Vicentino in cui è stato travolto da un camion, si terranno mercoledì 7 dicembre al Duomo di Lonigo alle 9:30. A comunicarlo è la famiglia ed è la comunità intera che si stringe al cordoglio. L'amministrazione comunale ha indetto il lutto cittadino. Una comunità intera in lutto, il mondo del ciclismo che piange la scomparsa di un grande uomo, di un grande atleta, di un campione. La tragedia di Davide Rebellin l'abbiamo voluta anche ricordare con le parole di un altro grande campione del ciclismo, il trevigiano Alessandro Ballan. Io ho vinto e lui era il regista in corsa, e grazie a lui che siamo arrivati ad ottenere quella tattica di gara che mi ha permesso di vincere. Lui quel giorno a Varese nel 2008 chiuse al 4° posto, quindi era una persona che poteva ambire alla vittoria finale, però ha guardato il bene della nazionale e quindi ha favorito la mia fuga, ha favorito la mia vittoria. È un grazie commosso quello di Alessandro Ballan all'amico e compagno di pedalate che non c'è più, perché, ammette il campione del mondo 2008, è stato anche grazie allo spirito di squadra di Davide Rebellin se il ciclista di Castelfranco è entrato nella storia con il titolo iridato a Varese. Sono ore difficili per lo sport, per il ciclismo e per chi Rebellin lo ha conosciuto da vicino, compagno di allenamento anche in questi anni, ma soprattutto idolo di gioventù. E quando sono passato professionista, lui non era una persona che parlava molto, però cercavo di rubargli i segreti per diventare forte come lui. Un idolo che non faceva pesare la sua esperienza. Molto umile, nonostante i risultati ottenuti, sempre tranquilla. Io non ho un ricordo di Davide arrabbiato, agitato, aveva sempre la sua calma e soprattutto io mi ricordo la sua grande professionalità. Una tragedia che colpisce nel profondo e fa riflettere chi ogni giorno affronta le strade su 2 ruote. E il problema è che la gente è sempre più stressata. I ciclisti sono negli ultimi anni aumentati, questo grazie anche al Covid, e quindi molte volte la gente ha proprio il dente avvelenato contro di noi. Siamo la parte debole sulla strada, si è visto dalle immagini della bicicletta di Davide, e speriamo che a livello statale arrivi qualcosa in più, ecco. Ma il campionissimo Ballan vuole scacciare la tristezza, allora è meglio ricordare Davide nel suo momento più felice, quel magico 2004, quando inanellò in fila 3 gare storiche come Amstel, Frecciavallone e Liegi-Baston-Liegi. Il giovane Ballan, pur con una squadra diversa, era in quei giorni nello stesso hotel. La contentezza di vederlo rientrare la sera da ogni vittoria era veramente un qualcosa di particolare, eccezionale. E a Lonigo, dove appunto si svolgeranno i funerali di Davide Rebellin, si continua a parlare solo di questo, una comunità davvero straziata dal dolore. Rebellin era conosciuto e amato da tutti i suoi concittadini. Veramente un paese in lutto, perché era amato, era il nostro campione, capito? L'ho conosciuto appena nato, da quando è partito in bicicletta, e fino a questi giorni qua. E a metterlo in sella alla bici il papà a 10 anni, il suo primo allenatore. Qui nel bar di famiglia, l'ultima tappa, nella frazione di Madonna di Lonigo, Davide campeggia sorridente, ritratto con i fratelli. È stato lui insomma a metterci in bici tutti quanti e dopo da lì è nato la passione e Davide ha ottenuto subito, e anche Simone, i primi risultati, e da lì è nata la carriera che ha fatto, insomma. Non ha più smesso. Esatto, non si è più fermata. E proprio al bar di famiglia si radunavano tutti qui a tifare e seguire le sue performance. E voi qua vi radunavate tutti per seguire le gare ciclistiche, eravate tutti tifosi? Beh, di Rebellin sì, si trovava a condividere, diciamo, le sue performance. In molti ricordano le sue imprese, quel passaggio a Lonigo in maglia rosa. Quando è passato a Lonigo al Giro d'Italia o addirittura da giovane che era in maglia rosa è passato a Madonna, si sono fermati, ha fermato tutte le carovane del Giro d'Italia davanti al suo bar, al bar di suo papà.
era un pezzo di pane, era un ragazzo speciale. Ho fatto il Giro d'Italia che è passato 2 anni di seguito da Madonna, stavamo tutti lì col vino a festeggiare, che è arrivato anche prima lui, è passato prima, l'hanno fatto passare prima davanti a casa sua. Oggi non si parla d'altro in città, di lui, di Davide, sportivo che a 51 anni ha dato l'addio alla carriera un mese fa, lasciando il testimone a tanti giovani del posto. E oggi molti, gli amici di sempre che lo hanno seguito dagli albori della sua passione, lo ricordano come una persona speciale. Davide veniva molto spesso quando era con Leonigo a sistemare la bici presso la nostra officina e devo dire che quello che mi ha molto colpito di Davide è proprio l'umiltà e la gentilezza che aveva con tutti. Ogni volta che veniva a sistemare qualcosa voleva pagare, ringraziava tutti, veramente una persona speciale. Da Lonigo adesso ci spostiamo a Limena, dove vedo collegata la nostra Valentina Visentin, perché proprio a Limena c'è stata una singolare iniziativa da parte del sindaco che dopo l'ennesimo atto di vandalismo ha preso carta e penna e ha scritto una lettera ai responsabili. Ci racconta tutto proprio Valentina. Buongiorno, a te la linea. Sì, buongiorno da Limena, io mi trovo anche nel luogo dell'ultimo vandalismo, il Parco delle Coccinelle, all'angolo tra Via Verdi e Via Dante Alighieri qui a Limena. Alle mie spalle vedete la rete del campo di pallavolo strappata, l'ultimo episodio di vandalismo che in questo periodo sono sempre più frequenti qui a Limena. Purtroppo i responsabili sono giovanissimi, il sindaco così stanco di veder deturpati i parchi cittadini, non tanto per il danno economico quanto perché appunto i vandali sono giovanissimi, ha scritto una lettera aperta a questi ragazzi esortandoli a smettere di compiere questi gesti e dicendo: prima o poi vi individuiamo e allora speriamo che di fronte ai vostri genitori scopriate la consapevolezza che fare queste stupidaggini non porta a nulla, crea danno a voi, vergogna ai vostri genitori e nei casi più gravi scatta anche la segnalazione alle autorità competenti. Crescete ragazzi, siete più in gamba di quello che pensate. Comunque il lavoro per scoprire i colpevoli continua, non si faranno sconti, l'unica via di uscita è che ammettiate le vostre responsabilità. Il sindaco fornisce anche il suo numero di telefono, cioè se vi annoiate venite a parlare con me e vedrete che insomma c'è anche modo per sistemare questi gesti. Questo è l'ultimo atto vandalico, la rete del campo da pallavolo in questo bellissimo parco in un quartiere residenziale di Limena, ma ci sono stati altri episodi come numerose grondaie divelte di alcune abitazioni. Scarabocchi, scritte volgari comparse nella passerella di via Rimano, oppure vandalismi alla palestra Romero. Questi sono alcuni degli episodi che sono accaduti in poco tempo qui a Limena e da qui insomma la decisione del sindaco di rivolgersi direttamente a questi ragazzi. Sono giovanissimi e quindi ancor più, dice il sindaco, è proprio un peccato che compiano queste stupidaggini di cui poi un domani si potrebbero pentire, non tanto, lo ripetiamo, per il danno economico perché tutto si sistema, quanto proprio perché sono veramente episodi sgradevoli che potrebbero essere tranquillamente evitati nel segno del rispetto per le cose comuni, per i parchi pubblici. Da Limena è tutto, restituisco la linea allo studio. Grazie a Valentina Visentin per il suo collegamento. Noi adesso ci fermiamo per un altro piccolo break pubblicitario, ma restate con noi perché sono tantissime le notizie di cui darvi conto. Ci sono poi le nostre inchieste, dobbiamo parlare di politica, di sanità, di politica cittadina, ci sono tante novità, tante anche polemiche, poi gli eventi e tutta la parte dedicata anche allo sport. A fra poco. Ben ritrovati in diretta con Focus TG, noi continuiamo con la nostra pagina di cronaca, ci spostiamo adesso a Ponte Vigo d'Arzere dove un rapinatore armato in solitaria ha creato il panico alle poste ed è stato arrestato dalla polizia.
È entrato nell'ufficio postale all'ora di pranzo, volto coperto, con la mascherina chirurgica e forbici in mano, attimi di paura. Ieri alle 12:30 all'ufficio postale di Ponte Vigo d'Arzare un rapinatore solitario ha minacciato la cassiera e si è fatto consegnare oltre 1.000 euro in contanti allo sportello ed è scappato. Un testimone oculare ha allertato subito il 113. Sul posto sono intervenuti i poliziotti delle volanti che hanno individuato il rapinatore e lo hanno arrestato. Si tratta di un 60enne italiano con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio. E a proposito di rapinatori, altro episodio a Montecchio Maggiore, dove proprio un rapinatore armato di pistola, risultata poi finta, e col volto coperto dal passamontagna ha seminato il panico per giorni proprio tra le vie di Montecchio, un rapinatore che poi è stato denunciato dai carabinieri. Seminava il panico da giorni il 26enne che è stato identificato e denunciato dai carabinieri per rapina e tentata rapina. Si aggirava travisato e armato di pistola, poi risultata essere giocattolo, tra le vie di Montecchio Maggiore. Tra gli episodi accertati, quello ai danni di un bar in piazza Carli, in cui l'uomo era entrato all'interno del locale minacciando il proprietario con la pistola, per poi rubargli 6 biglietti gratta e vinci del valore di 30 euro che erano esposti sul bancone d'ingresso per poi dileguarsi. L'altro il giorno dopo in via Ceccato, sempre armato e con il volto travisato da passamontagna. Intorno alle 9 di sera aveva avvicinato un residente, anche in questo caso puntandogli contro la pistola, intimandogli di consegnare i propri averi. Ma non avendo la vittima averi al seguito, l'uomo se n'è andato. Grazie alle indagini dei carabinieri che si sono concentrate sui luoghi dei reati e all'azione di monitoraggio sul campo è stato possibile risalire al presunto responsabile. Durante la perquisizione in abitazione è stata trovata parte della refurtiva e i militari hanno potuto raccogliere elementi investigativi a conferma di quanto ricostruito. L'uomo dovrà rispondere di rapina aggravata e tentata rapina aggravata. Forze dell'ordine, in questo caso Fiamme Gialle, impegnate come sempre accade durante il periodo delle festività natalizie in attività di controlli. Ebbene, ci spostiamo adesso a Thiene, dove si è appunto intensificata l'attività di monitoraggio, controllo delle Fiamme Gialle, della Guardia di Finanza sulla corretta commercializzazione dei prodotti tipici stagionali. Il bilancio nel prossimo servizio, vedrete, dell'ultima operazione di controllo è quanto mai singolare. Vediamo. Thiene, 23.000 decorazioni natalizie sono state sequestrate dai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Vicenza in alcuni punti vendita del comune. Una operazione che ha visto i finanzieri concentrare i controlli per il contrasto alla contraffazione e all'abusivismo commerciale e la vendita di prodotti non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa dell'Unione Europea. Le decorazioni sequestrate erano state infatti poste in vendita sprovviste delle informazioni minime, quali componenti, eventuali allergeni, precauzioni per i più piccoli. Le Fiamme Gialle ne hanno sequestrate quasi 4.000 solo in un punto vendita di una nota catena di supermercati. Altre 19.000 decorazioni sono state sequestrate in altri 2 esercizi commerciali ubicati nel comune di Thiene e di Sarceto di un'altra catena commerciale, perché poste in vendita in violazione alle prescrizioni previste dal codice del consumo. Nei confronti di tutte le imprese che avevano messo in commercio il materiale sequestrato è stato redatto un verbale di contestazione amministrativa che prevede sanzioni fino a un massimo complessivo di oltre 50.000 euro. I controlli della Guardia di Finanza nell'ottica della tutela del mercato e la sicurezza dei consumatori proseguiranno per tutto il periodo natalizio. E lo sappiamo perché siamo le prime sentinelle, permetteteci di definirci un po' così, che diamo sempre informazioni, consigli, suggerimenti, allarmi sulla pericolosità dei furti durante il periodo delle feste. Pericolosità e l'aumento. Pensate che si registra in media, questo è un dato statistico, tra il 30 e il 40% di aumento dei furti durante il periodo delle festività natalizie e durante il periodo estivo rispetto alla media dei furti
furti durante poi gli altri mesi dell'anno. Avrete capito che nel prossimo servizio parliamo di ladri in azione a Farra di Soligo, nel mirino l'abitazione del sindaco Mattia Perencin. Indicativamente verso le 5:30 l'allarme è scattato, noi siamo rientrati, io e la mia compagna, alle 6:10 e di fatto abbiamo trovato la sorpresa. Sono entrati dalla finestra del bagno sul retro dell'abitazione di Mattia Perencin, sindaco di Farra di Soligo, i ladri che anche in questo ultimo periodo stanno razziando le abitazioni del Trevigiano. Quella sul retro era l'unica finestra priva di allarme e una volta entrati, nel tentativo di creare un varco, hanno fatto scattare l'antifurto. È suonato l'allarme, poi anche il cane, il nostro Cocker, ha preso di fatto paura e ha anche lei abbaiato, perché è tutta ieri che è molto agitata e infatti anche molto diffidente, che di fatto non è mai stata molto diffidente, però insomma probabilmente anche lei ha fatto il suo, perché era quella che ieri sera poi quando ci ha visto, ci ha accolto, ci ha anche un po' portato sul luogo dell'effrazione. La fuga dopo aver aperto solamente il cassetto di una camera che si affaccia sul retro, ma niente bottino. Fortunatamente noi non teniamo preziosi, non teniamo soldi, perché non c'era assolutamente nulla da rubare, però ovviamente il danno e la paura e la preoccupazione anche che ci ha lasciato, perché questa notte ovviamente abbiamo fatto davvero fatica a dormire. Il sindaco ha sporto denuncia ai carabinieri e si raccomanda con i propri cittadini di prestare particolare attenzione. Ho lanciato un appello ai miei cittadini di stare attenti, perché purtroppo all'imbrunire queste persone girano non solo nel nostro comune, ma ci sono furti insomma in tutta la zona, e di tenere gli scuri chiusi e di avere un occhio in più. Ecco, meglio una telefonata in più ai carabinieri di qualcosa che non funziona che trovarsi magari in situazioni spiacevoli come quella che è toccata a noi. Ladri in azione anche a Castelfranco, furto nelle casette di Natale, i carabinieri bloccano il ladro, si tratta di un 18enne del posto. Aveva preso di mira le casette di Natale nella centralissima piazza Giorgione a Castelfranco. La scorsa notte è entrato in azione, ben 6 le strutture forzate, ha rotto i lucchetti ed ha fatto irruzione. Un colpo messo a segno prima che le casette potessero fare il loro debutto. Bottino dunque magro per il ladro, che è riuscito a raccimolare solo 47 euro. Immediatamente è scattato l'allarme. I carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Castelfranco, giunti sul posto, hanno individuato e controllato un 18enne del luogo. Il ragazzo, fermato per un controllo da parte dei militari, oltre al bottino è stato trovato in possesso anche di un martello frangivetro e di una chiave inglese che gli sono stati sequestrati. Il denaro è stato restituito al legittimo proprietario. Intanto continuano serrati i controlli da parte dei carabinieri per arginare il fenomeno dei furti, fenomeno che si sta intensificando in questo periodo dell'anno. E torniamo a parlare di strade insanguinate, di incidenti drammatici sulle strade. Tragedia a Ferrara, dove un sedicenne è stato travolto e ucciso da un'auto pirata. La vittima era una giovane promessa delle giovanili del calcio Padova. Sognava di diventare un campione di calcio, la sua giovane vita però è stata spezzata a 16 anni da un'auto che lo ha investito mentre era in bicicletta con un suo coetaneo. Manuel Lorenzo Ntube, il sedicenne morto ieri sera a Ferrara, era conosciuto anche a Padova perché era un promettente calciatore della formazione Under 17 della società biancoscudata. Il calcio Padova è in lutto per la tragica scomparsa di Manuel Lorenzo Ntube, giovane difensore del nostro settore giovanile. L'intera società biancoscudata con i propri tifosi partecipa commossa al dolore e si stringe attorno ai familiari e agli amici di Manuel. Si legge nella nota ufficiale pubblicata nel sito della società padovana. Il sedicenne è l'ennesima vittima della strada. Il giovane e il suo amico stavano percorrendo una strada buia e poco illuminata della periferia di Ferrara. Sono stati travolti da un SUV che poi è scappato. La bici è finita contro un palo. Per lui non c'è stato nulla da fare. L'amico, scaraventato sulla strada, è ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Cona. Il pirata della strada invece si è costituito qualche ora più tardi, è un 37enne di Ferrara e ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Abbiamo sentito calcio Padova in lutto, ieri si è svolto un allenamento per ricordare Manuel. Prende
Prendeva il treno tutti i giorni da Ferrara a Padova per allenarsi, una passione, quella per il calcio, insita nel suo DNA, visto che condivideva il talento con il fratello più grande che milita nell'Albino Leffe. Manuel Lorenzo Ntubel, sedicenne promessa della squadra Under 17 del calcio Padova, morto travolto da un'auto pirata a Ferrara, era ben voluto e stimato dai compagni, dall'allenatore e da tutti i dirigenti biancoscudati che ora piangono il giovane difensore. Il papà Felix nella sua pagina Facebook ha postato un ultimo video con il figlio con la maglia del calcio Padova e le parole "ti amo tantissimo". Una famiglia distrutta dalla tragedia. Manuel Lorenzo mercoledì sera era in bicicletta con un amico, stava percorrendo una strada della periferia di Ferrara dove vive quando un SUV li ha travolti e poi è scappato. Le bici sono state schizzate come proiettili contro un palo e sull'asfalto. Per il sedicenne non c'è stato nulla da fare, l'amico invece è ricoverato in prognosi riservata. Il pirata della strada si è costituito qualche ora più tardi, un 37enne di Ferrara, e ora dovrà rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Manuel sognava di diventare un calciatore professionista. Ieri i suoi compagni della squadra Under 17 del Padova si sono trovati per un allenamento in suo ricordo e sono stati supportati dalla psicologa. Cordoglio alla famiglia anche da parte della prima squadra biancoscudata, che ha rivolto pensieri d'affetto per Manuel. La data dei funerali del giovane difensore non è ancora stata stabilita. Piccolo break pubblicitario, l'ultimo, poi torniamo in diretta fino alle 13:30 con tante altre notizie. Rieccoci in diretta con il nostro Focus TG, è arrivato il momento di parlare di politica cittadina, o meglio anche di questioni legate proprio alla realtà locale. Ci spostiamo a Bassano del Grappa, Bassano che riavrà la sua spiaggetta. Niente centralina in via Pusterla, a dirlo ufficialmente è l'amministrazione comunale del sindaco Elena Pavano, una battaglia portata avanti da anni dai cittadini e permetteteci insomma anche di dirlo da noi di Rete Veneta, una battaglia che appunto sembra finalmente essere stata vinta. Ce l'abbiamo fatta, Bassano e i bassanesi riavranno la loro spiaggetta. La centralina di via Pusterla non si farà, il cantiere sarà smantellato a breve. Parola del sindaco Elena Pavan. Una medaglia al petto che va puntata ai tantissimi cittadini che per anni, assieme a noi di Rete Veneta, hanno portato avanti una battaglia che oggi l'amministrazione ha ufficialmente annunciato come vinta. Si tratta finalmente di mettere un punto e la parola fine a tutto il coacervo di cause che pendono tra Comune, Regione, Sovrintendenza, Provincia di Vicenza, Genio, perché si va ad abbandonare tutte queste vertenze. Belfiore non realizzerà la centralina in quel luogo e quindi i bassanesi potranno nella primavera 2023 tornare a frequentare quel luogo che tanto è mancato. In pratica andranno a essere transate tutte le cause pendenti a fronte della volontà della Belfiore di non realizzare più la centralina in quel sito. Nella transazione ci sono degli esborsi, soldi pubblici, 200.000 euro dalla Regione e 30.000 euro dal Comune. Denaro che andrà alla Belfiore, che lo ricordiamo ha un titolo autorizzativo, cifre che vanno a compensare le spese di progettazione, rinuncia e indennità. Va però precisato che non è tutto ancora ufficiale. Il Comune chiarisce che entro fine gennaio si concluderanno i passaggi autorizzativi ministeriali. La transazione avverrà dopo l'arrivo delle autorizzazioni. La Regione ha già deliberato in giunta la firma di questa transazione, il nostro Comune lo farà a giorni, l'ente che richiede più passaggi è quello della Soprintendenza, però entro gennaio dovrebbe arrivare formalmente l'autorizzazione anche da parte del Ministero. E adesso si pensa già a come valorizzare quell'area. Quel che è certo, dichiara la prima cittadina di Bassano, è che la prossima primavera i bassanesi potranno prendere il sole e accedere liberamente alla spiaggetta. Il Comune quello che può fare è quello di attivarsi in forma positiva per cercare di dare un volto diverso a quell'area, almeno dal punto di vista paesaggistico, che ritengo trasandato da molti anni. Un lieto fine? Bassano, i cittadini e i turisti si augurano di sì, finalmente.
E restiamo proprio a Bassano perché ieri si è verificato un altro colpo di scena sul caso San Lazzaro. Passo indietro dei privati e pratica archiviata proprio per quella zona. Vediamo. Colpo di scena sull'area San Lazzaro. Quando la conferenza di servizi avrebbe dovuto discutere il progetto, le imprese interessate in sostanza lo hanno ritirato. AGB e MEB hanno protocollato sostanzialmente una comunicazione di rinuncia all'istanza, quindi di attivazione dello sportello unico, pertanto oggi la pratica è stata chiusa e archiviata. L'amministrazione fa capire che uno dei motivi di questa decisione potrebbe essere state le analisi degli uffici tecnici che avevano portato anche a pareri contrari. Erano pervenuti tutta una serie di pareri contrari, molto probabilmente la proprietà o meglio i richiedenti hanno preferito interrompere l'istanza, sicuramente c'è agli atti rispetto a questa comunicazione per rivedere completamente il progetto e ripartire così da capo. Ora quali sono gli scenari? Le aziende potrebbero ripresentare un nuovo progetto con il comune che promette di riaprire le analisi tecniche e soprattutto di coinvolgere i cittadini nella decisione, sempre che non sia troppo tardi. Soprattutto aprire un dibattito aperto con la città in riferimento a questo tema e affrontare la tematica in maniera più serena. Di certo i tempi ripartiranno da zero, potrebbero passare alcuni mesi, quindi da lì si calcoleranno di nuovo i tempi burocratici, con le commissioni e il confronto con i cittadini, ma per sapere qual è la posizione politica del comune bisognerà attendere. L'amministrazione comunale è sempre stata molto attenta rispetto a queste istanze, soprattutto è stata anche critica rispetto a quelli che possono essere gli impatti sul territorio, però è chiaro che la coscienza ci impone comunque delle riflessioni anche propositive rispetto a questi interventi, perché quando si parla di 250 posti di lavoro e di investimenti sul territorio è chiaro che chiudere sempre con un no a prescindere diventa pericoloso. Quel che è certo è che tutto viene fermato, congelato, rinviato. La speranza dei cittadini è che questo tempo venga utilizzato al meglio per fare scelte che abbiano sempre alla base il bene della città e dei bassanesi. Voltiamo pagina, ci spostiamo a Padova perché in migliaia si sono iscritti al concorso per un posto in comune. Le selezioni sono iniziate questa mattina. Qua oggi? Nella speranza di essere assunto. Alla ricerca del posto fisso? Ma non del posto fisso, ma comunque di un lavoro decente, non è per forza il posto fisso. Desidero avere un lavoro come tutte le donne di questa terra e quindi cerco anche questa possibilità. Resta l'idea del posto fisso come garanzia? Sì, esatto, più che altro io punto a quello, poi diciamo che in un periodo come questo è una cosa abbastanza importante da ottenere. 60 quesiti a risposta multipla in 65 minuti per tentare di ottenere l'agognato posto pubblico fisso. Dopo una prima selezione per titoli, questa mattina al Palasport Chioene Arena, tutti in coda per risolvere il test che può permettere di trovare posto tra i dipendenti di Palazzo Moroni. C'è la voglia del posto fisso da un lato, dall'altra parte posso evidenziare il fatto che rispetto agli anni precedenti il numero degli iscritti è in realtà un po' calato, nel senso che ad esempio lo scorso anno lo stesso concorso per 60 posti, quindi per il doppio, c'erano oltre 6.000 iscritti, quindi comunque in realtà registriamo un dato di calo di iscrizioni. Le selezioni riguardano l'assunzione in categoria C di istruttori amministrativi. Oltre 2.100 le persone ammesse, ma circa la metà si è poi presentata alla prova. Molti giovani che stanno partecipando e per molti non è il primo concorso. Ho fatto nel giro di 2-3 anni ho fatto 7-8 concorsi. Da parte del comune la volontà di diventare un datore di lavoro appetibile e innovativo. Questa è la sfida per noi nei prossimi anni e quindi senza dubbio quella di rendere attrattivo l'ente anche proprio per i giovani, per trattenerli anche in città quando escono dall'università. Da Padova saliamo a Marostica, parliamo di lavori pubblici, parliamo di pulizia delle rogge e dei corsi d'acqua, sotto i riflettori anche il pericolo frane. Negli ultimi anni, per 1000 ragioni, gli allagamenti sono stati purtroppo frequenti in tutta la pedemontana, Marostica compresa. Era perciò quanto mai urgente un piano di manutenzione, prima straordinario e adesso ordinario, per tenere la rete dei canali in buona condizione.
Un piano facilitato anche dal Genio Civile e Forestale, con i consigli e le autorizzazioni necessarie e dai volontari della Protezione Civile e degli Amici del Verde. Abbiamo attivato prima una progettualità di intervento d'emergenza, visto le condizioni dei canali, stiamo parlando, e delle rogge di Marostica, stiamo parlando del torrente Longhella, della roggia Marco Alda e della roggia Marosticana e tutte quante le rogge minori che vanno a poi scaricare sulle primarie. Più è veloce e senza intoppi il deflusso delle acque, naturalmente, maggiore è la sicurezza del territorio e minore il rischio idrogeologico. Fondamentale il supporto del Consorzio di Bonifica Brenta per la bonifica di 25 km di rogge e corsi d'acqua. La situazione a cui eravamo arrivati era disastrosa, in quanto c'erano piante anche ad alto fusto all'interno degli alvei. In 4 anni di mandato, dopo la prima operazione di pulizia generale, adesso stiamo facendo un'operazione ordinaria, ovvero ogni anno puliamo e sfalciamo tutte le piante festanti sul fondo dei torrenti. In realtà tutta l'area della Pedemontana è fragile, per questo altri interventi importanti sono in programma a Marostica, così come in continua evoluzione sono anche le frane. Noi abbiamo cercato di tenere monitorata la questione, andando a operare prontamente, per prontamente in pubblica amministrazione si parla di programmare in 2 anni, di fatto una volta ottenuti tutti i permessi, appalti, stanziamento risorse e avvio cantieri. E a proposito di frane, altri movimenti franosi sono studiati in queste settimane dagli ingegneri del Comune per programmare interventi mirati che puntano ad aumentare la sicurezza per i cittadini. Poco distante da Marostica c'è Cartigliano, comune che in queste ore ha ricevuto una bellissima notizia perché sono arrivati 1.300.000 euro di fondi per realizzare la nuova scuola materna. La sorpresa per le famiglie di Cartigliano non è sotto l'albero, ma poco lontano dalla piazza, dove viene tradizionalmente installato l'abete di Natale. Dal MIUR, il Ministero dell'Istruzione e del Merito, arriva infatti la conferma che l'amministrazione di Cartigliano è riuscita ad aggiudicarsi un contributo di 1.300.000 euro per la realizzazione della nuova scuola materna, il tassello che mancava per il nuovo polo scolastico del paese. Abbiamo ricevuto 500.000 euro dalla Regione Veneto per l'asilo nido, ora finalmente sono arrivati quel 1.300.000 euro per la scuola materna. È stato un percorso lungo, ma con determinazione, con coraggio per provarci, e soprattutto con l'aiuto degli uffici comunali, in particolare l'architetto Serenella Serato, siamo riusciti a portarlo a casa. Il progetto del polo scolastico, moderno e all'avanguardia, è dunque pronto a ridisegnare il futuro di Cartigliano. È importantissimo, anche perché dal Ministero ci sono sempre più segnali che i paesi dove non c'è un polo unico scolastico, le scuole saranno soppresse e come sappiamo se si chiude la scuola in un paese, soprattutto se è piccolo, muore il paese e diventa un paese dormitorio. Conto alla rovescia per il nuovo ponte sul Brenta a Curtarolo. Realizzata esattamente 1 anno dalla posa della prima pietra, quindi era inizio dicembre del 2021 quando è stata posata la prima pietra da parte del Presidente Zaia e 1 anno i tempi sono stati pienamente rispettati, l'azienda ha lavorato, ricordo, anche con più di 50 persone nel ponte, è stato demolito il ponte precedente e realizzata una struttura nuova all'avanguardia che è importantissima per il territorio dell'Alta Padovana e del Padovano in generale. Sabato è il giorno che il territorio dell'Alta Padovana attendeva da tempo. Il nuovo ponte sul Brenta verrà inaugurato mantenendo le promesse fatte sotto il sole rovente di luglio quando parte della struttura venne abbattuta. La viabilità sopra il ponte tornerà gradualmente alla normalità. Dopo 4 ore dall'inaugurazione verranno fatte transitare le auto nel senso da Bassano verso Padova e poi nel giro di 4-5 giorni, non appena completati i lavori di finitura del ponte stesso, verrà aperto un doppio senso di traffico. Nel frattempo rimarrà il senso Padova verso Bassano nel ponte attuale. Il ponte vecchio non verrà completamente abbattuto, ma avrà una nuova veste. Rimarrà una circolazione ciclopedonale al momento, quindi è previsto questo tipo di circolazione, mentre la circolazione dell'auto verrà fatta nel doppio senso nel ponte nuovo. Parliamo adesso di sport e inclusione. L'associazione Alleanza per l'Inclusione appunto consegna a Bassano i premi del concorso letterario nazionale Lo sport e la sua bellezza.
sfruttare le opportunità offerte dalla realtà virtuale come strumenti per la riabilitazione di atleti disabili e non solo. Il progetto rientra tra le attività dell'Associazione Alleanza per l'Inclusione, impegnata nell'ideazione e realizzazione di iniziative volte all'inclusione delle persone con disabilità. Abbiamo iniziato con dei software e con la realtà virtuale, perché secondo noi questa potrebbe essere molto utile a chi ha avuto degli incidenti, ma anche a delle situazioni di disabilità motoria o di altro genere che possono esserci sia nelle persone giovani che nelle persone anziane. Volontà dell'associazione AXI è anche quella di coinvolgere i giovani, e per questo è nato il concorso letterario nazionale Lo sport e la sua bellezza, intitolato al compianto pilota di Formula 1 Jules Bianchi. Lui era proprio l'idea di dare la possibilità ai giovani di ricercare, di trovare delle situazioni in cui ritrovino il mondo della disabilità, lo conoscano, approfondiscono quelle che sono le loro conoscenze con il mondo della disabilità e possono essere essi stessi motore per questa operazione. Vincitori 3 studenti, 2 veneti di Schio e Mogliano e 1 di Grosseto. La cerimonia di premiazione è in programma venerdì alle 15:30 all'Hotel Palladio di Bassano. Sarà l'occasione per provare le postazioni di realtà virtuale, ma anche di incontrare gli ospiti. Claudio Arrigoni, scrittore tra i massimi conoscitori dello sport paralimpico, Massimo Rivola, figura di spicco del mondo dei motori, e Chiara Coltri, ambasciatrice paralimpica, vicepresidente della Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina. E insomma, siamo entrati nel vivo del periodo natalizio. Chiaramente adesso non parliamo di sport, ma di luminarie, perché c'è fermento in città a Vicenza e per i preparativi in corso per tutto quello che riguarda gli addobbi e le luci del grande albero di Piazza dei Signori, e insomma non mancano anche un po' di polemiche. Manca poco al via ufficiale alla serie di eventi natalizi che animeranno la città. Ma Piazza dei Signori è già in fermento, inizia a vestirsi a festa e si respira il clima natalizio, tutto in fase di allestimento per il conto alla rovescia che il 2 dicembre aprirà le danze con l'accensione della cascata di luci e del grande albero di 16 metri illuminato a LED. Quest'anno la spesa sarà più contenuta, diminuiti alcuni attraversamenti di luminarie e saranno mantenute accese per un tempo minore, non più fino alle 2 di notte ma fino alle 22, mentre nei giorni festivi e prefestivi fino alle 24. Ricco il programma di intrattenimenti con musica, mostre, momenti di socialità in centro storico e nei quartieri, dall'esedra di Campomarzo con la pista di ghiaccio alla festa di Capodanno in Piazza dei Signori. Nelle vie principali del centro tornano gli chalet in legno del mercatino di Natale e i bambini potranno incontrare Babbo Natale a Palazzo Cordellina, partecipare alle letture animate nelle sedi della Biblioteca Bertoliana e visitare i presepi nelle chiese e nei luoghi suggestivi della città. Insomma, suggestioni natalizie a Vicenza, dicevamo, c'è chi magari protesta perché chiede o più luci o addirittura risparmiare ulteriormente sui costi, proteste che ci sono anche a Mirano, dove è andata in scena una fiaccolata per dire all'amministrazione di riaccendere l'illuminazione pubblica. Ora basta, riaccendiamo l'illuminazione pubblica. Con questo slogan i miranesi, accanto ai consiglieri di minoranza, ieri sera hanno protestato per chiedere all'amministrazione di riaccendere le luci. Una manifestazione pacifica. Un dissenso che nasce sulla base delle decisioni prese da questo sindaco e da questa giunta rispetto alla programmazione di spegnimento della pubblica illuminazione nelle ore notturne. Con le fiaccole accese i cittadini hanno voluto lanciare un chiaro messaggio all'amministrazione. Siamo qui a rappresentare i cittadini dopo le segnalazioni di paura e soprattutto sicurezza, appunto come diceva Matteo Baldan, e anche solo attraversare le strisce pedonali quando c'è buio si rischia di finire sotto una macchina. Noi siamo qui per collaborare con la maggioranza e con la giunta per trovare soluzioni alternative. Però se questa maggioranza si aspetta che noi ci facciamo portavoce delle loro decisioni, allora si sbaglia di grosso. Non accettiamo lezioni su come l'opposizione si deve muovere, noi siamo qui per dare voce ai cittadini, a quei cittadini che si sentono in dovere di criticare alcune scelte.
È davvero tutto allora per questa edizione di Focus TG. Vi rimando agli appuntamenti serali dedicati proprio alle notizie, agli approfondimenti, TG Bassano e TG Vicenza, sempre su Rete Veneta. Noi ci rivediamo domani puntuali alle 12. Grazie.